Ci è arrivata la comunicazione via messaggio, via registro elettronico e l'abbiamo saputo così, insomma, dall'oggi al domani. Una comunicazione che per le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'Istituto Comprensivo 1 di Mogliano ha rappresentato una vera e propria doccia fredda. Il lunedì per mamma e papà è iniziato con l'avviso che da domani saranno sospesi i rientri pomeridiani nei 4 asili, le 5 primarie e nella scuola media a causa della mancanza di docenti tali da garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Facile capire come la notizia abbia irritato non poco i genitori che oggi hanno potuto usufruire regolarmente del servizio e che a 24 ore di distanza dovranno invece recuperare i figli al termine delle lezioni del mattino, con la necessità di rivedere l'organizzazione familiare, affidandosi ai nonni o al supporto di altre mamme e papà, facendo insomma ancora una volta i salti mortali. Si fa sempre affidamento sulla capacità delle famiglie di reggere qualsiasi colpo, però non può funzionare così, insomma. Ci sono stati 3 mesi di chiusura e gli uffici avrebbero dovuto lavorare per le nomine, poi non sappiamo fino a quando si protrarrà questa situazione. Quando ho letto il messaggio della rappresentante stamattina ho detto ma come oggi per domani non si poteva comunque pensarci prima questa cosa. Crea disagi anche perché quando ti programmi che il pomeriggio la tua figlia sarà a scuola fino alle 3, 3 e mezza, per quanto non si sa, anche questo che crea un po' di angoscia, che non si sa per quanto tempo ancora. Oggi per domani trovare una soluzione all'ultimo non è facile, insomma. È la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale a spiegare i motivi di quanto accaduto. Noi col primo turno di nomine avevamo assegnato tutti i docenti, insomma erano tutti i posti occupati. Purtroppo avrà diverse rinunce, si saranno concentrate all'IC di Mogliano e quindi è successo che adesso le classi sono scoperte. Però posso assicurare che noi entro mercoledì dovremo concludere il secondo turno di nomina. Da mercoledì la situazione potrebbe tornare alla normalità se i docenti nominati accetteranno l'incarico. Può succedere che anche col secondo turno di nomine i docenti che vengono individuati rinuncino perché sono, naturalmente scorriamo le graduatorie. Quindi incrociamo le dita e speriamo che adesso insomma, i docenti che accettano decidano veramente di prendere servizio. E noi entro mercoledì manderemo i docenti in classe, sperando ripeto, che accettino.